Vogliamo ribadire che non abbiamo ricevuto nessuna pressione da parte dell'amministrazione né da parte della regione. Con questa dichiarazione la dottoressa Anna Maria Cattelan, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, e il dottor Vito Cianci, direttore del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova, intervengono sul caso del presunto studio sull'efficacia o meno dei tamponi rapidi antigenici condotto da Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia. Secondo la trasmissione Report, Cattelan e Cianci avrebbero ricevuto pressioni per sconfessare lo studio di Crisanti che sosteneva la poca attendibilità dei tamponi rapidi. Le frasi riportate, dicono i due medici, sono state estrapolate dal contesto. Ecco allora come ricostruiscono la vicenda. Noi eravamo stati chiamati dal dottor Flor a dire se esisteva o meno uno studio riguardante questo confronto fra test diagnostici sull'infezione da SARS-CoV-2. Da un punto di vista proprio clinico non esisteva nessuno studio, nel senso che nessuno studio strutturato era stato mai presentato al comitato etico e quindi non era mai stato discusso e non avremmo avuto l'autorizzazione a procedere. Quello che si faceva era nell'ambito della buona pratica clinica che veniva fatto nel nostro ospedale come in tanti altri ospedali e che fa parte della normale, come dire, routine e ricerca nell'ambito della individuazione di test diagnostici che possono avere maggiore o minore sensibilità rispetto ad un gold standard che è quello del tampone molecolare. Al momento i due medici escludono azioni legali e chiedono di chiudere la vicenda per poter tornare al proprio lavoro in prima linea contro il Covid.